Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Bene, da come avete visto al titolo, oggi parleremo di cose nuove, cose vecchie, perché vorrei raccontarvi alcuni aneddoti, alcune storie e alcune cose che alcuni personaggi sul tubo hanno, come si dice, divulgato, che sono corrette e ci potrebbero servire a noi nel presente e nel futuro. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Degarda e del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e a lunedì sera anche in Telegram, perché alle 20:30 abbiamo un percorso esoterico tenuto dal Degarda e Marietto Veneziano, e in più se vi scappa anche un super like è sempre ben accetto. L'importante di essere iscritti al canale è che possiate sempre avere le ultime news degli ultimi sviluppi di quando rilasciamo un video. Bene, iniziamo un po' a capire questa pillola su cosa è impostato. Prima di tutto sul tubo ci sono personaggi effettivamente che alcune volte lasciano delle pillole molto interessanti. Anni fa il vostro Marietto seguiva un certo signor Salvatore Paladino e in 2 o 3 pillole ha detto delle cose importantissime. La prima cosa che sembra banale era che lui diceva: sapete, quando in montagna alle mucche mettono il campanaccio non è solo perché serve per farle ritrovare, ma serve anche perché alcune volte arrivano dei geni e le spingono giù dai dirupi, e alcune volte i contadini si sono trovati tutte le mucche cadute dei dirupi e le sono perse. E visto che una volta le mucche erano come l'oro fino al 1700, fin quando praticamente dagli Stati Uniti non sono cominciati ad arrivare la carne, dovete pensare che fino al 1700-1800 per i contadini praticamente le mucche erano sacre come lo erano in India. E quindi già in quel periodo lì, in un certo senso, la Chiesa di Stato aveva inculcato degli insegnamenti corretti. Poi sempre il signor Paladino in un'altra pillola spiegava giustamente che quando ci sono i funerali le religioni di Stato continuano a suonare le campane per allontanare i geni cattivi che si radunano dove c'è la morte. E anche in questa cosa qui il signor Paladino ha detto le cose in modo corretto, e bisogna dire che aveva una conoscenza esoterica veramente importante. Poi ne ha detto un'altra, ed è questo molto ancora più importante, che quando le persone lasciano questo corpo, una grandissima fetta passa nel basso astrale, cioè praticamente la gente, senza rendersene conto, passa nel basso astrale e diventa praticamente schiavo di maghe nere. E anche su questo punto di vista il vostro Marietto è d'accordissimo con il signor Paladino. Quindi il Paladino aveva una bellissima conoscenza esoterica e la divulgava gratuitamente, ed era interessante ascoltarlo alcune volte. Su altri punti non sono per niente d'accordo, ma su questi punti a livello esoterico aveva pienamente d'accordo. Oggigiorno però il Paladino è andato a, come si suol dire, un'altra dimensione, e girando e rigirando vedo invece che ci sono altri guru che praticamente hanno tantissimi seguiti, però hanno perso quello smalto, quella scintilla che aveva questo personaggio molto importante, cioè il Paladino, no? E danno consigli a destra e manca e fa rabbrividire perché bisogna in un certo senso capire che la Chiesa di Stato è vero che ha fatto molte cose negative, però una cosa importantissima che ha fatto tramite la sua egregora, chiaramente perché era guidata da un'egregora, era anche quella di inculcare la verginità prima del matrimonio. E perché questo? Perché non tutti sanno che quando si spacca nella donna questo imene, questo piccolo pezzettino di carne, praticamente cosa succede? Succede che si
attiva un legamento astrale e quindi la donna resterà sempre attaccata astralmente a quella figura, il suo inconscio resterà sempre attaccata e ricercherà per tutta la vita il primo contatto sessuale, cioè la prima volta che è rimasta senza verginità, e quindi praticamente resterà sempre, e dico sempre, collegata a questa persona. Se dovesse anche lasciarsi o il marito dovesse morire, lei cercherà nel prossimo, no, il primo uomo. Quindi quando voi andate in certi social dove vedete questi che pontificano dalla di qua, dalla di là, fagliela sospirare, insomma, trattano le persone come vacche, no? Senza neanche il campanaccio, no? Perché almeno Paladino aveva il pudore di parlare delle mucche col campanaccio. Questi trattano le persone come se fossero prima di tutto ignoranti e poi come se fossero proprio dei pezzi di carne. Quindi, cari amici, il problema cos'è? È avere la conoscenza, perché al di là di tutto, come diceva Osho, il peccato originale non è Adamo ed Eva, ma è l'ignoranza. E quindi, come diceva Paladino, molte persone, ascoltando certi pifferai magici, stanno praticamente scavandosi la fossa con le proprie mani e si stanno dirigendo nel dirupo astrale, dove è difficilissimo uscire. Allora il vostro marietto vi ha già spiegato che ci sono dei riti propiziatori che aiutano come si suol dire, cercare di sviluppare, diciamo così, sviluppare delle nuove prospettive, ma anche delle prospettive di conoscenza e delle prospettive di benessere. Ma questi, infatti, se voi notate, le chiese di Stato regolarmente ogni sabato o ogni domenica continuano a fare dei culti, questo proprio per rinforzare la loro egregore. Ma molte persone che sono scappate da questi, come si suol dire, da queste prigioni, che vi ripeto avevano qualche concetto corretto, no? Si sono poi buttati dalla padella alla brace e quindi sono andati in mano a guru che dicono dalla di qua, dalla di là, e il marietto veneziano vi ha già spiegato che con l'invasione dei Vatussi, questi che sono arrivati hanno portato altri geni e noi siamo scoperti, e quindi quando voi andate nelle mani di uno che magari a livello materiale vi sembra che vi possa in un certo senso difendere, magari questo qui è passato da una Vatussa ed è infestato da geni, e quindi voi automaticamente oltre il danno anche la beffa. Quindi, cari amici, mi raccomando, sempre in campana, fatevi fare un rito propiziatorio difensivo dal vostro esoterista di fiducia, cercate di avere dei sigilli di protezione e cercate sempre di seguire le pillole legate a Marietto Veneziano per avere sempre delle news, e come vi ho detto prima, sarebbe bello se vi iscriveste. Detto questo, al canale intendo dire, detto questo, il vostro Marietto vi saluta e vi ringrazia e vi chiede di venire anche nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.